no facciamo solo quello. Vai. Ciak si gira. Allora, siamo qua con un tramortito, dopo 3 ore, 3 giorni? 2 ore e mezza, no, siamo qui da 2 giorni a Padova, dopo 2 ore e mezza di spettacolo, siamo proprio nel catering che sta dietro il palcoscenico e sono con te che rappresenti il Registro Italiano Veicoli Storici, quindi, e mi chiede, insomma lui mi vorrebbe chiedere come è andata, come va, come è andata? No, è andata benissimo qui a Padova, mi fa piacere che voi mi abbiate pregiato di essere il vostro amico e socio, insomma, per cui volentieri ad ottobre forse ci sarò, vediamo un po' come saranno gli impegni, però questo premio eleganza non lo prenderò certo io, però vorrò vedere chi sarà così elegante, esatto, da perché prendere. L'abbiamo invitato, gli abbiamo dato la tessera di socio onorario a nome di tutto quanto il direttivo. Grazie. Di tutti i soci del RIVS, e in più l'abbiamo invitato al concorso di eleganza Stelle sul Listone. Grazie tante, quindi, molto gentili, grazie ancora. E lui ci sta promettendo che verrà. No, non ho promesso, ho detto se posso vengo molto volentieri. Scherzo, però ti comunicheremo la data. Perché poi a me le autostorie che mi piacciono, perché raccontano un po' di noi, di quel che siamo, di quello che vorremmo essere, per cui molto volentieri. Che sì. Tu hai, diglielo tu. Che cosa ho? Sì, io so cosa hai. No, ma tre piccole autovetture, insomma, sono un T2, c'ho una spiaggina, 500 spiaggine, una Meari, quindi. Ma sei del fisco te? No, però, magari potrebbe essere. Perfetto. Va bene, allora alla prossima, ciao, mi raccomando, un saluto a tutti. Ciao. E alla vicepresidente mia figlia Taina. Ciao, sta dall'altra parte, voi non la vedete. Ciao.